Ancora un pareggio casalingo per la Castrum Favara che tra le mura amiche dello stadio Bruncoleri non riesce più a vincere da oltre 3 mesi. 1-1 il risultato finale, avversaria di turno la nuova Egea Virtus, una squadra coreacea, compatta, avversaria diretta nella salvezza nel campionato di Serie D che avanza Castrum Favara di qualche punto. Una partita fotocopia che praticamente ha ripercorso quanto successo domenica scorsa con la San Cataldese, con i gialloblu costretti ad inseguire in quanto sotto di un gol già nel primo tempo. Un bel gol, un bolide da oltre 40 metri al 19esimo che ha costretto gli uomini di mister Infantino a faticare per cercare prima il pareggio e poi una vittoria impossibile. Tante le occasioni avute dai ragazzi di mister Infantino che comunque non si sono concretizzate. Anche gli ospiti hanno cercato di fare la loro gara mettendo in realtà pochissime volte in difficoltà i favaresi. Grazie a un super portiere, la nuova Egea Virtus ha evitato di capitolare e ha portato a casa un punto pesantissimo. Adesso il Castrum Favara si trova ai limiti dei play-out con ancora 4 partite da giocare, ma in sala stampa c'è sì amarezza per non aver vinto, ma sicuramente non c'è preoccupazione. Sentiamo i protagonisti. Abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo. Sicuramente non ci aspettavamo il gol da 40 metri all'incrocio dei pali, questo no. Però ogni domenica questa squadra dimostra carattere, perché non è facile in questo periodo, dopo un anno di rincorsa, correre in questa maniera, produrre in questa maniera e uscire a testa alta dal campo. Non dispiace perché c'è amarezza nel pubblico, c'è amarezza negli ultra, però noi abbiamo detto che la Serie D il prossimo anno il Favara farà la Serie D e farà la Serie D. Poi in questo momento siamo concentrati a centrare questo obiettivo, non vogliamo fare chiacchiere, non dobbiamo dire quello che può dare fastidio dell'arbitro. Queste cose oggi non servono solamente, ho detto ai miei ragazzi, io ho fatto i complimenti, martedì ripartiamo più forti ancora, non siamo morti, noi siamo vivi e l'abbiamo dimostrato per 97 minuti, abbiamo cercato la vittoria, fino al 97esimo il portiere ci ha fatto una grande parata. Io mi preoccupo quando la squadra non corre, non lotta, non ha personalità, non produce, sotto questo aspetto mi preoccuperei. Abbiamo fatto una promessa alla nostra società, alla nostra città che il prossimo anno la Serie D rimarrà a Favara e questo succederà anche all'ultimo istante dell'ultima partita, come avevo detto 15 giorni fa. Allora soffermiamoci solo ad analizzare quello che è successo in campo, mister. Avete visto tutti, la squadra non è facile ripartire dopo 40 minuti, cioè la prepari psicologicamente, la prepari anche con una concentrazione molto alta, stare fermo 45 minuti non è facile, iniziare senza collaboratore non è facile. Siamo partiti i primi 5-10 minuti, abbiamo sbagliato passaggi, abbiamo cercato di fare sempre le nostre cose, però non eravamo al 100%. Poi la squadra ha prodotto, dispiace perché abbiamo preso un Eurogol dalla domenica, però non credo che ci siano. L'Igea Virtus è una squadra forte, era stata costruita per fare i playoff e oggi io credo che il Castrum Favara ha fatto una grandissima partita. Ma credo che non posso dire niente ragazzi, perché ogni partita danno l'anima, non è che nessuno vuole entrare per perdere. La cosa che mi fa arrabbiare è il fatto che non si vuole accettare il fatto che è una squadra che sapevamo dall'inizio che doveva soffrire e che noi siamo consapevoli del percorso che abbiamo fatto. Non rimprovero niente alla città, né al mister né ai ragazzi.
come ha detto il mister, ci salveremo e poi parleremo alla fine. E a proposito di sofferenza, 4 partite, 2 in casa e 2 fuori, che finale sarà? Finale, come aveva detto il mister qualche tempo fa, il campionato si deciderà alla fine. Noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare, quindi io mi auguro che alla fine le chiacchiere restano chiacchiere, poi dopo spero di festeggiare la salvezza e di capire che cos'è che non è andato in questa stagione, di buono, di quello che dobbiamo prendere, di male, di cose fatte sbagliate, quelle che dobbiamo lasciare, ma con la consapevolezza che abbiamo fatto il massimo. Anche in te c'è sicuramente fiducia come nel mister? Sì, io sono convinto che alla fine Favara si salverà, perché ripeto, è assurdo che una squadra come questa, se andiamo a vedere tanti pareggi sempre su squadre blasonate, no? Partite o perse all'ultimo 30 secondi dei supplementari o pareggiate mentre vincevano all'ultimo minuto dei supplementari, cioè, è assurdo quello che sta succedendo quest'anno. Io ero abituato a vincere l'anno scorso in eccellenza e quindi oggi mi trovo a combattere una realtà che già bene o male la conoscevo, la serie D l'ho fatto, però in ogni caso, ripeto, voglio festeggiare alla fine con i ragazzi che se lo meritano, perché noi rimaniamo in serie D. Mister, un punto a Favara bello pesante. Sì, anche se potevamo portare l'intera posta in palio per quello che è il risultato, però per quello che si è visto in campo e per la squadra che oggi abbiamo affrontato credo che sia il risultato più giusto, onestamente. 2 squadre che avevano bisogno di punti, 2 squadre che sperano subito di rimanere in Serie D. Sì, dopo l'accaduto sia per noi che per loro del ritiro dell'Agragas ci ha riportato in quello che potevano essere le partite giocate ancora per poter ottenere la salvezza diretta, perché senza quei punti tolti saremo salvi matematicamente anche a 5 giornate dalla fine. Ci ha compromesso un po' il cammino, una battuta d'arresto anche sotto il profilo emotivo, sotto il profilo tecnico anche se vogliamo, perché vincere e poi ti rivedi tolti 6 punti non è mica facile, tra virgolette, reagire. Oggi è stata una partita tosta, è stata una partita, faccio i complimenti ai miei ragazzi per come l'hanno interpretata e nello stesso tempo faccio i complimenti anche alla squadra avversaria. Giocano un buon calcio, hanno dei giocatori validi, ci hanno messo in difficoltà, siamo andati in vantaggio, sapevamo di trovare una squadra ben messa in campo e una squadra avversaria che ci poteva mettere in difficoltà. Ripeto, dispiace per come è avvenuto il gol, perché potevamo portare l'intera posta in palio, ma per quello che si è visto in campo il pareggio è un risultato giusto.